Bacia il suolo di Lumarzo, prete Rinaldo Rocca all'arrivo nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Sorride ed è entusiasta. 73 anni, fontanino di origine, dice di sentirsi emozionato come un pretino novello. Gente qua, vi veggio bene. Vi aspettavate forse un giovanotto, scherza, salutando i presenti alla messa, ma non vedevo l'ora di tornare alla vita di parrocchia. Poi, nel ringraziare per l'accoglienza, lancia un messaggio di grande affetto. E se il villaggio, che resta il mio primo compito, non avesse più bisogno di me, chissà se potrò abitare qui con voi e magari avere grazia di morire con voi. Il canonico Rocca diventa parroco di Lumarzo, Pannesi e rettore del santuario di Nostra Signora del Bosco. Una comunità viva nella fede, una famiglia solidale e attenta al prossimo, la descrive il sindaco Daniele Nicchia. Io ho i paesi nel cuore, c'è la conoscenza, c'è il rapporto, c'è anche dirsi qualcosa di tutto, conservare qualche rancore, ma c'è tanta umanità. Sull'umanità e dentro all'umanità è il germoglio della fede. Il sacerdote sarà anche vicario foraneo della Fontana Buona, un compito già svolto in gioventù ma nella zona della Valsturla. Cercherò, spiega, di fare unità tra i sacerdoti e i fedeli. Il territorio è esteso, le distanze sono notevoli, un cammino delicato ma affascinante. C'è un'appartenenza, un desiderio di affermare, di custodire l'identità di parrocchia, di comunità, di paese, che forse altrove non sono così marcate.